Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. Eccoci qua, bentornati a tutti carissimi fan di Radio Libertà qui su Crossroads, puntata numero 12. Come vedete non vogliamo nulla neanche ora che dovrò partire per Barcellona, e comunque vi preparo e vi registro questa puntata. Iniziamo immediatamente con la prima canzone, Saviors Are a Danger Things dei The Chameleons. Here he comes now. Here he comes now. Here he comes now. Here he comes, gliding down the street. $1,000 trainers on his feet. All the monkeys part to let him pass. Thinks he's Jesus riding on an ass. Super Nero and his ego smile as they worship the king, dancing the tango with opinions, roasted minions bow as they're kissing the ring. Saviors are a dangerous thing. Saviors are a dangerous thing. Here he comes to sweep you off your feet with his little orange parakeet, grinning as he offers something sweet. Sucking on the teeth. Young Narcissus and his sister swoon. In the madness they bring, dancing the fandango, celebration, population sings. God save the king. Saviors are a dangerous thing. Saviors are a dangerous thing. Far from you, I feel so very far from you. Everything you say and do, I feel so very far from you. Super Nero and his ego smile as they worship the king. Saviors are a dangerous thing. Saviors are a dangerous thing. Saviors are a dangerous thing. I feel so very far from you, from everything you say and do.
feel so very far from you. From everything you think is true. It comes down. Series of a dangerous thing. Here it comes now. Series of a dangerous thing. Here it comes now. Series of a dangerous thing. Here it comes now. Here it comes now. Ed eccoci tornati, quindi carissimi fan di Libertà, di Radio Libertà, dopo questo primo pezzo di questa storica e leggendaria band post-punk di Manchester, una band che ha scritto un po' la storia di quello che è il movimento post-punk nella Manchester dei primi anni '80 e che diciamo in questo album ha provato a cercare di sperimentare e di portare avanti un miglioramento coerente con quello che è il loro stile. Ma iniziamo un pochettino anche a spiegare quello che l'evoluzione che è stato portato avanti in questo album. Insomma, la band ha portato avanti uno sviluppo coerente, ma era comunque il loro primo lavoro dopo molti anni, e quindi c'è stato un po' un tentativo, la voglia, insomma, di essere presenti al 100%, di sperimentare, di portare cose nuove. Ecco, l'idea principale è di portare comunque degli elementi molto più orchestrali, quindi elementi anche quasi da camera o da musica classica. Il tutto è stato fatto con portando avanti strumenti come l'utilizzo di violini o altri strumenti da musica classica, appunto degli arrangiamenti, anche utilizzando delle parti più armoniche nel brano, anche delle parti suonate con degli strumenti acustici. Questo qui ha permesso, come dire, a questa band di portare avanti un'evoluzione coerente. Comunque avevano già sperimentato qualcosa l'anno scorso con un paio di EP, e questo che era un po', come dire, l'evoluzione naturale di quello che era il sound di una band che comunque ormai porta avanti questo genere da davvero tanti anni. Una band comunque che, come dire, inizia con il solito stile classico di quello che era il post-punk dei primi anni '80, quindi un suono grezzo, molto semplice e con tematiche che comunque rimanevano ancora legate all'ambiente, come dire, ai temi che caratterizzavano la scena punk inglese, quindi una scena di ribellione, comunque un non sentirsi a loro proprio agio con quello che era il mondo del conformismo della società britannica dell'epoca. Come dire, era un po' il dualismo che esisteva tra il punk e i suoi sottogeneri, e invece l'heavy metal, che nasce in un contesto totalmente diverso. Se il punk è ribellione attraverso valori come l'anarchia e il ribellarsi allo status quo, il metal invece diventerà un po' la casa di quello che è un mondo più legato ai valori conservatrici. Gli Iron Maiden ne sono un esempio lampante. Ed ecco, comunque questa band, dopo tantissimi anni di successi, capisce che è comunque arrivato il momento di cambiare, di sperimentare. Quindi c'è la voglia, nonostante tutto, nonostante siano passati tanti anni dal loro debutto, di portare avanti qualcosa che possa essere di più di quello che hanno sempre fatto. È un tentativo di evolversi in maniera coerente.
Per cui c'è questo brano che continua sì ad essere comunque un qualcosa che è legato a temi di, come dire, non essere mai legati a un dogma o qualcosa che appunto ti rende legato allo status quo, però lo viene fatto in maniera totalmente diversa e non convenzionale rispetto a quello che è la volontà dei primi album attraverso il genere solamente post-punk. Appunto c'è una cura maggiore innanzitutto per quello che è la costruzione della forma canzone, che diventa molto più elaborata. C'è un tentativo, insomma, di portare avanti qualcosa di fatto in maniera molto più elegante rispetto a quelli che erano gli stilemi del post-punk e del punk in generale di inizio anni '80. E c'è anche l'obiettivo di essere più profondo in quello che è la scrittura del brano, insomma. Il brano che si va a parare su un tema che è quello di quello che è l'eccessiva spiritualità, quindi nella volontà di non essere, come dire, troppo incatenati da quello che è un'eccessiva spiritualità, non essere e non diventare mai delle pecore che obbediscono e basta. Quindi il considerare pericoloso quello che magari pericoloso non viene considerato, ma che un eccessivo zelo nel seguire un dogma religioso, per quanto possa professare dei valori che la maggioranza della popolazione considera positivi, ecco, il seguirli ciecamente senza mai avere un dubbio per la band è un qualcosa di problematico. Per questo c'è la volontà da parte della band di portare avanti questo tipo di tematiche più profonde, magari meno anche scontate, come dire, temi sempre sì importanti, sempre sì rivolti comunque poi è un tema di libertà, come lo era per il post-punk appunto nei primi anni '80, ma attraverso una formula diversa e anche volendo molto più elegante di quello che era gli inizi della loro carriera. E riescono comunque nel loro obiettivo, perché la canzone è arrangiata molto bene, ha una musicalità che è decisamente buona, l'orchestrazione fa il suo, rende comunque aiuta a rendere la canzone decisamente più anche orecchiabile. C'è un'innovazione, si vede. Comunque è da apprezzare e da lodare il fatto che una band con una certa esperienza e molto vissuto continui a portare avanti uno sviluppo della loro musica, un'innovazione. Non è da tutti, tantissime band nel corso degli anni si sono adagiate sugli allori. Gli Iron Maiden che ho citato prima sono tra i primi, ma anche gli AC/DC. E il fatto di voler continuare a sperimentare e innovarsi è qualcosa che è solamente positivo. Quindi questa band riesce nel proprio intento, riesce assolutamente nel loro obiettivo di creare un qualcosa di nuovo, di fresco e di innovativo, nonostante potrebbero tranquillamente continuare con qualcosa di più ripetitivo e meno scontato, perché comunque hanno una reputazione che gli permette di farlo. Ma hanno deciso che non è questo il modo in cui vogliono lavorare, c'è una bella intenzione di poter sviluppare ancora il loro stile e hanno deciso di farlo. Questo qui è assolutamente lodevole, un lavoro assolutamente ben fatto e vi è
esorto sicuramente ad ascoltarli. E ora, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, andiamo con il prossimo pezzo degli incredibili Cassiopea. Ed eccoci tornati qui, carissimi fan di Radio Libertà, con quello che è l'ultimo lavoro dei Cassiopea, con la canzone Sky Do High, dal loro ultimo album.
un album di questa leggendaria band jazz fusion giapponese che arriva dopo la bellezza di 20 anni, quindi assolutamente qualcosa che i fan della musica jazz e della musica fusion in generale, ma anche dei videogiochi legati al mondo delle corse, perché per anni sono stati tra le colonne sonore di videogiochi appunto legati al mondo delle corse, possono finalmente tornare ad ascoltare un nuovo album dei Cassiopea, appunto, con il loro nuovo album, appunto, in cui cercano di dare continuità a quello che è il loro percorso musicale di una delle band fusion più influenti di tutto il Sollevante e che hanno sempre trasmesso quel senso di gioia, di vivalità, di voglia di vivere attraverso la loro musica e i loro album. Appunto questo loro nuovo album è incentrato appunto sul tema della felicità, dell'esprimere la felicità attraverso i colori, attraverso emozioni positive, quindi qualcosa che regali gioia e benessere allo spettatore. E la loro musica è essenzialmente questo, perché ti fa abbandonare alla loro musica totalmente, ti permette di rilassarti, di trovare un attimo di pace e tranquillità mentre ascolti la loro musica. È qualcosa di assolutamente contagioso e di bellissimo. Tutto questo è il frutto di ormai una grande alchimia che questi artisti sono riusciti a fare, a trovare, nonostante appunto ci sia stata una nuova aggiunta, cioè hanno cambiato il tastierista rispetto alla loro ultima formazione, ma questa band ormai che è in attività da tantissimi anni, dalla prima metà degli anni '70, e continua a sfornare capolavori. Questo qui tra album in studio e album registrati dal vivo è il loro 39esimo album, un qualcosa di incredibile. Sono sempre stati piuttosto attivi, appunto, a parte questo periodo di pausa che hanno preso, anche perché ognuno poi ha cercato fortuna in modi diversi. La band si era sciolta per un po' di anni, sono tornati insieme e ora sono tornati anche a produrre nuova musica, e sicuramente i fan del jazz e della fusion ne saranno molto contenti, anche perché in un mondo come quello giapponese, dove appunto la fusion rappresenta un po' il modo di vivere, di essere dei giapponesi, appunto essendo molto ordinata, molto nei canoni, risulta molto compatibile con quello che è lo spirito giapponese. Infatti, diciamo, in Giappone la musica ha due estremi, quindi è qualcosa o di estremamente ordinato, estremamente preciso, estremamente lineare, che segue i canoni appunto come i Cassiopea, per quanto siano una band fondamentale per quello che è la storia della fusion in generale, rimangono comunque incasellati in quest'ordine. Oppure ci sono altri tipi di band dove non si segue l'ordine, ma si segue il caos più totale, quindi si cerca, insomma, di poter dare spazio a quei sentimenti repressi che esistono una società così inquadrata e così tendente alla disciplina come è quella giapponese, estremamente tendente alla disciplina. E diciamo questo qui porta appunto a due estremi che comunque molto spesso riescono a creare da entrambi i lati dei capolavori assoluti a livello musicale, anche perché il valore artistico dei
musicisti non si discute, soprattutto in una band come i Cassiopeia, che è un'istituzione appunto del mondo della fusion. E appunto quello che sorprende è l'alchimia incredibile che continua ad esserci in questa band, sempre concentrati verso l'obiettivo, suonano sempre al massimo e con un'intesa veramente straordinaria. È qualcosa che sembra quasi irreale per una band di persone che ormai stanno raggiungendo una certa età e che comunque non sembrano assolutamente intenzionate a perdere colpi o a rimanere indietro. Ecco per cui appunto il nuovo album di Cassiopeia rappresenta un po' un ritorno e quindi per quanto magari sia meno innovativo rispetto al brano di prima, questo brano rappresenta al 100% quello che è il mondo dei Cassiopeia, appunto un mondo legato a una musica che cerca di tranquillizzare, di farti vivere la vita con un po' più di leggerezza e meno ansia. E questo qui Cassiopeia ci riescono assolutamente, come dire, prendendo pieno quello che è lo spirito della fusion, riuscendogli anche a dare quel sentimento molto calmo e rilassato, appunto, che in questo album si raggiunge a livelli stratosferici. E appunto riescono ancora una volta nel loro obiettivo e rappresentano come una pietra miliare appunto in quello che è un genere che in Giappone è assolutamente di culto. E appunto, come già ne ho parlato magari in altre puntate, il Giappone non soffre comunque quel timore verso un genere che viene considerato un po' da esperti, dalla maggioranza. E questo qui secondo me è un vanto, perché si riesce a rendere maggiormente popolare e ad uso popolare un genere che è molte volte strettamente legato a qualcosa che appartiene a un mondo un po' di elitario. E invece credo che con band del genere che ti facciano vivere il genere, ecco, in una maniera un pochettino più calma, più rilassata, da take it easy, si riesca anche a poter dimostrare che questo è un genere che può essere adatto un po' all'ascolto di tutti e che può essere un qualcosa che può piacere ed essere popolare. Magari durante l'estate, un po' meno hit dell'estate come quest'anno, più Cassiopeia, e sicuramente il mondo della musica ne gioverebbe assolutamente. E adesso, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, prendiamo una piccola pausa e poi torniamo con la prossima canzone. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Yeah.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ed eccoci ritornati dopo la pausa, carissimi ascoltatori di Radio Libertà. E ora per il terzo pezzo abbandoniamo il mondo tranquillo e spensierato di Cassiopea per addentrarci in quella che è la morte metaforica di The Real Slim Shady. Appunto andiamo con il pezzo appunto che è Houdini dall'ultimo album The Death of Slim Shady di Eminem. Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 Well, look what the stork brung. Little baby devil with the forked tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white jerk, pulling up in a Chrysler to the cipher with the Fikes perks and a Bud Light shirt. Lyrical technician, an electrician, y'all light work. And I don't gotta play pretend, it's you I make believe. And you know I'm here to stay, cause me, if I was to ever take a lead, it would be as friend to break your feet. If I was to ask for Megan D Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at her feet? I don't know, but I'm glad to be back like abracadabra. If I'm a last trick, I'm about to reach in my back door. Like abracadabra. If I'm a last trick, just like that, and I'm back, bro. Now back in the days of old me, right around the time I became a dope fiend, ate some codeine as a way of coping. Take the movie, get case of OE, turned me into smiley face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. Yes, I have zero doubts that this whole world's bound to turn into some Girl Scouts. And censorship bureau's out. Set me down. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted. Mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed. Yeah, the shit is just like y'all have been, like jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin in. I'm the fight y'all get in when you debate who the best, but I saw white chalk and when I step up to that mic cock it then. Oh my God, it's a chicken out again. If I'm a last trick, I'm about to reach in my back door. Like abracadabra. If I'm a last trick, just like that, and I'm back, bro. Break it down. Sometimes I wonder what the old me'd say. If what? If he could see the way shit is today, he'd probably say that everything is gay. What's my name? What's my name? So how many little kids still wanna act like me? I'm a bigger prick than cacti bee, and that's why these words sting just like you were being attacked by bees in the coop, leaning back my seat. Open R. Kelly's favorite group, the black guy peas. Feed in my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese identifies as black but acts Chinese. Like a motherfucking hacky sack, got treat the whole world cause I got it at my feet. Can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say a few things to the anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross-dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that. Why? But you can all suck my dick. In fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. Fuck my own kids, the brats. Fuck them. They can screw off. Them and you off. You too off. Got two balls. Biggest root balls. With
what you thought you saw ain't what you saw. Cause you're never gonna see me caught sleeping. See the kidnapping, never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini, I vanish into the thin air as I'm leaving like Abracadabra. If I'm elastic, I'm about to reach in my back, bro. Abracadabra. if I'm elastic. Just like that, and I'm back, bro. Ed eccoci ritornati dopo la canzone, appunto la canzone Houdini, dall'ultimo album, appunto The Death of Slim Shady, in cui Eminem, prendendo la traccia da una bellissima canzone, appunto Abracadabra della Steve Miller Band, porta avanti quello che viene considerato, si può da considerare la morte del suo alter ego, appunto di Slim Shady. Stiamo parlando comunque dell'album del rapper più influente di tutti i tempi, di uno di quelli che ha venduto di più e che ha contribuito più di tutti a rendere mainstream appunto il genere dell'hip hop. In questo album, che diciamo ripercorre un po' quello che furono i primi lavori di Eminem, c'è tantissimo citazionismo comunque in questo brano, c'è ovviamente come sempre il ritorno di Dr. Dre alle basi e, come dire, Eminem regala ai suoi fan quello che si può dire un po' l'ultimo ballo del suo alter ego Slim Shady. Appunto, come vi dicevo prima, c'è tantissimo citazionismo in questo brano. Si va poi a citare, come dire, anche tra il videoclip e un po' tutto il brano dei pezzi appunto precedenti di Eminem, come Without Me. E in questo brano, come dire, c'è quasi un senso di arrivati alla chiusura di un cerchio, di completezza. Si va a chiudere, come dire, l'arco narrativo di Slim Shady attraverso anche un ritorno a quelle che sono le origini di Eminem, appunto, in cui veniva unito una satira e critica sociale appunto in maniera perfetta, dove c'era un perfetto equilibrio tra ironia e critica sociale. Diciamo poi nel corso degli anni Eminem ha vissuto diverse fasi, una un po' più commerciale pop, che tanti fan tendono a dimenticare anche per l'idolatria verso questo grandissimo artista, che comunque rimane uno dei top quando si parla appunto di musica hip hop. E comunque non c'è da dimenticare anche una fase più adulta e rabbiosa che aveva trovato negli ultimi anni, diciamo che lo aveva portato a dei testi un po' più duri, un po' più con temi un po' più oscuri e meno allegri, con meno satira, come era appunto nei primi album. E diciamo che questo qui è un po' un giro che chiude il cerchio di tutto, perché in questo album Eminem ritrova un po' quei temi anche di allegria e spensieratezza e di satira che c'erano nei primi album, continuando comunque a lanciare sfilettate e attacchi un po' verso tutti. Insomma, non è mai stato un mistero, appunto, che Eminem non sia mai tirato indietro nello sfidare altri MC o criticare persone che non gli stavano simpatiche. E appunto lo ha fatto tante volte da personaggi, diciamo, del mondo dello spettacolo. Si può ricordare Britney Spears, ad esempio,
che appunto prende in giro in Without Me, lo fa con Elvis, lo ha fatto con Michael Jackson, che forse è un po' quello l'aneddoto più divertente, dato che Michael Jackson poi ne ha comprato i diritti e diceva a me va benissimo, perché più parla di me e più comunque mi fa guadagnare lo stesso. Ma anche personaggi del mondo della politica, non si è mai tirato indietro a frecciatine o in critiche, diciamo, al mondo della politica. E lo ha sempre fatto un po' con lo stile politicamente scorretto che ha sempre contraddistinto la sua musica. Diciamo, non è mai stato uno che ci è andato giù per il sottile, ha sempre portato avanti uno stile molto molto scorretto e non ha mai avuto paura appunto di tirarsi indietro quando c'era da entrare nel rap game. E appunto questo qui per concludere comunque un'ottima chiusura del cerchio. Eminem chiude un po' quella che è la parabola di Slim Shady e regala ai suoi fan un ultimo album che è abbastanza anche nostalgico dei suoi inizi, però rende felice i suoi fan nel poter aver rivisto un'ultima volta rivestire i panni di Slim Shady. Ma ora, dopo Eminem, ci prepariamo per la prossima canzone. Take a minute to think about the future. If you're good to what you think, you never be strong. When the stars are aligned for disaster, you never know where you'll end up in the long. You're a user, there's no future, no place left for us. This is the last time you've done me wrong. You've done me wrong. When your world is run by bastard, you never know when the shit will hit the fan. When you think about revolting, my suggestion is you have a backup plan. You're a user, there's no future, no place left for us. This is the last time you've done me wrong. This is the last time you've done me wrong. No place left for us. I won't be your wretch. I'll get my revenge. The biggest asshole, nice guy. Suffer your demise. Ain't your mask disguise. In the dark, pale moonlight. This is the last time you've done me wrong. This is the last time you've done me wrong. No place left for us. You've done me wrong. You've done me wrong. You've done me wrong. No place left for us. No place left for us. Allora, adesso andiamo a parlare di Daron Malakian.
The Spooky Theater con il loro nuovo pezzo Don't Me Wrong. Questo qui rappresenta un'evoluzione di quello che è il solito stile di questa band. Invece di figure retoriche più astratte che vengono utilizzate per i loro brani, viene utilizzato un realismo molto più potente rispetto a quello che si utilizza di solito nei loro pezzi. Questo è un brano che parla del tema del problema delle sparatorie nelle scuole degli Stati Uniti d'America. Purtroppo ne abbiamo avuto una conferma di questa brutalità anche con un evento a Denver in questi giorni, e purtroppo è meno legato a questo tema, però quello che è successo a Charlie Kirk esattamente ieri. Questo è un brano appunto che parla delle problematiche appunto delle sparatorie nelle scuole, ed è qualcosa di molto crudo e diretto rispetto alle figure retoriche utilizzate dalla band appunto negli album precedenti. C'è da dire che comunque Daron Malakian ha comunque sempre avuto come oggetto delle sue canzoni un po' questi temi socialmente importanti. Lo ha fatto scrivendo molti brani per i System of a Down, appunto la sua band principale, molto anche in questo side project. C'è da dire che in questo ha cercato sempre di mantenere molto più realismo e molto più crudezza rispetto al solito. Si vede proprio che è una evoluzione anche rispetto ai tempi che stanno passando, un clima sempre più teso di odio e un'urgenza creativa di dover esporsi e di doversi esprimere su tematiche importanti, comunque come ha sempre fatto, sia con i System che con appunto il suo side project. E adesso, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, andiamo con il pezzo Crossroads della settimana, Gin Nishvad di Johnny Greenwood e Duda Tussa. جيت نشرب أحمد جمعة القاهرة. علاش تهجروا يا الأحباب؟ علاش تعيشوا بالعذاب؟ علاش تندموا على اللي فات؟ علاش تندموا على اللي فات؟ علاش تندموا على اللي فات؟ واللي ينسى الغرام وجيت نشرب مش ننسى العذاب
وجيت الحب رايق وجيت نقرا صبت اسمك رايق واللي ينسى الغرام 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 واللي ينسى الغرام 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 واللي ينسى الغرام كذاب واللي ينسى الغرام كذاب كذاب مليت مليت من الوحدة ومن التخمام عييت 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 أنا مليت مليت من الوحدة ومن التخمام عييت 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 وعمر عيني انداء لكن ما تكون بكيت بكيت الراجل دمعه عزيزة تفهم لا ولا صرصير صرصير يا عاشق يلي فيك كذاب لو كنت نسيت نسيت وجيت نشرب بس ننسى ذاك العذاب صبت الحب رايق دور بالشراب وجيت نقرا بس نقرا من الغرام صبت اسمك رايق عنوان الكتاب وجيت نشرب بس ننسى ذاك العذاب صبت الحب رايق دور بالشراب وجيت نقرا بس ننسى ذاك العذاب صبت اسمك رايق دور بالشراب وجيت نشرب بس نقرا من الغرام واللي ينسى الغرام 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 واللي ينسى الغرام 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 واللي ينسى الغرام كذاب واللي ينسى الغرام كذاب 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 Questo qui è un brano che rende omaggio alla musica medio orientale e nordafricana, scritto appunto da questi due grandissimi artisti, ed è un album, un concept album che racconta di storie d'amore da tutti i paesi provenienti dal Nord Africa. Ecco,
L'obiettivo appunto è utilizzare la musica per creare ponti invece che alimentare odio tra le parti. È stato scritto appunto da Johnny Greenwood, storico chitarrista di Radiohead, e da questo artista israeliano. L'obiettivo appunto era appunto questo, parlare di canzoni d'amore che fossero un ponte di pace tra le due culture. Sono stati invitati per ogni pezzo dei guest che provenivano da tutti i paesi di Nord Africa e Medio Oriente e cantati nelle rispettive lingue. Purtroppo il pubblico europeo non ha concepito e non ha capito quello che è il vero intento di questo album. Sono stati fatti dei boicottaggi verso questo album durante i loro concerti e si è voluto vedere solamente la retorica che hanno deciso di portare avanti, però questo qui invece è un progetto che sia a livello culturale che di obiettivi è veramente veramente alto. Si è tentato in ogni modo di provare a farli suonare il più possibile qui in Europa, però è stato boicottato più volte, appunto, come vi dicevo. È un gran peccato perché questo qui poteva essere una grande opportunità per appunto per costruire dei ponti e dei canali per accettarsi molto di più tra le due culture, e invece si è preferito gridare al boicottaggio e a vedere Greenwood come un complice del genocidio, dette tra tantissime virgolette, però purtroppo è andata così. Però comunque un album molto valido, scritto appunto e cantato in diverse lingue, in uno stile molto sperimentale e folk dei paesi appunto nordafricani e arabi. E appunto questo qui è, come dire, un grandissimo omaggio a questa cultura, un tentativo di portare avanti un obiettivo molto nobile, purtroppo non completamente compreso. Quindi, carissimi fan di Radio Libertà, ci rivediamo la prossima settimana con Crossroads dalle 3:30 alle 4:30, e io vi saluto ricordandovi che qui su Radio Libertà la musica non muore mai. Avete ascoltato Crossroads,